Buonasera, bentrovati col notiziario di prealpina.it. In primo piano i treni con due eventi di segno opposto, un progetto che parte e una stazione che si è fermata. Il progetto è quello presentato questa mattina al Terminal 1 di Malpensa, inaugurati i lavori per la realizzazione del tratto ferroviario Gallarate-Malpensa. Tra i presenti il vice ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile Edoardo Rixi, il governatore della Lombardia Attilio Fontana e Iveta Radicova per la Commissione europea e i presidenti di FNM Group e SEA Andrea Gibelli e Micaela Castelli. Prima dell'inizio, all'esterno, la protesta degli ambientalisti, poi, nelle parole delle istituzioni coinvolte, l'impegno a rispettare la sostenibilità dell'opera, ma anche l'esigenza di portarla a termine in tempi rapidi. Vediamo il servizio di Veronica De Rio con le immagini dell'agenzia Blitz. Siamo all'aeroporto di Malpensa, con precisione al scalo ferroviario dove arrivano i treni da Milano Cadorna al Malpensa Express per l'avvio dei lavori del nuovo tratto ferroviario che collega Malpensa a Gallarate e al Sempione. Si tratta di un momento storico perché verrà appunto prolungato questo raccordo Y che guarda verso il Canton Ticino, verso la Svizzera e quindi collega Malpensa direttamente con il cuore dell'Europa, predicata alla cura dei tempi, soprattutto nel rispetto, il rispetto dell'ambiente, il rispetto del territorio. Il commento del vice ministro Rixi alle infrastrutture che ha detto: non possiamo fermare le opere, dobbiamo andare avanti sempre nella tutela del territorio, quindi no ideologici a prescindere non saranno accettati, il dialogo sì e la tutela appunto dell'area archeologica, di quest'area molto antropizzata, saranno una priorità, però non fermeranno i lavori. Intanto il governatore Attilio Fontana, presidente della Lombardia, incassa l'ennesimo successo, ha detto: guarda il caso, le opere che vengono fatte, italiane importanti, vengono fatte proprio in Lombardia e soprattutto ha detto un'altra nota importante, ovvero che riprenderanno i lavori di Pedemontana, l'autostrada che doveva essere pronta per Expo evidentemente sarà pronta invece per Milano Cortina 2026. E adesso l'altra notizia meno piacevole che riguarda le ferrovie, corse soppresse e stazione di Salerno Centro bloccata questa mattina a causa di un incidente avvenuto nella notte. Alle 4 è deragliato un carro ferroviario, si tratta di un mezzo utilizzato per la manutenzione della linea. L'incidente è avvenuto al di fuori dell'orario di svolgimento del servizio ferroviario, è avvenuto mentre il mezzo rientrava a Salerno dopo aver svolto alcune attività durante la nottata. Non ci sono stati feriti né danni all'infrastruttura, tuttavia questa mattina la circolazione ferroviaria è rimasta bloccata per consentire la rimozione in sicurezza del carro deragliato. Tutti i dettagli si possono leggere su prealpina.it. E ancora parliamo di treni, dalle 9 di stasera alle 9 di domani sera, venerdì 2 dicembre, corse al rischio in Lombardia a seguito dello sciopero generale di 24 ore di tutte le categorie pubbliche e private. Telenord segnala che domani il servizio si svolgerà comunque nelle fasce orarie di garanzia dalle 6 alle 9 del mattino e dalle 18 alle 21. Per i collegamenti da Milano a Malpensa, in caso di corse annullate, verrà garantito un servizio sostitutivo con autobus dalla stazione Cadorna. E adesso la cronaca, tragedia questa mattina ad Albizzate, un uomo di 47 anni è stato trovato privo di vita poco prima delle 8 in municipio. Si tratta di un dipendente di una cooperativa esterna che svolge lavori per il comune. Sul posto i carabinieri della compagnia di Gallarate e un'ambulanza della Croce Rossa. Purtroppo i soccorsi sono stati inutili, per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Al momento si sta cercando di ricostruire l'accaduto, potrebbe trattarsi di un gesto volontario.
E adesso a Gallarate, dove gli agenti del commissariato hanno trovato uno zaino contenente 1 chilo di marijuana. Il ritrovamento è avvenuto nella stessa zona dove nei giorni scorsi era stato arrestato uno spacciatore. Il sequestro è avvenuto durante un'attività di controllo e prevenzione. Maggiori approfondimenti su prealpina.it. E parliamo adesso di politica. Domenica al Teatro Sociale di Busto è convocato il congresso provinciale della Lega per l'elezione del nuovo segretario provinciale. 2 i candidati, Andrea Cassani, sindaco di Gallarate, e Giuseppe Longhin. Sono 639 militanti chiamati al voto. Sarà presente il segretario lombardo Fabrizio Cecchetti, non è esclusa la presenza anche di Matteo Salvini. Sulla Prealpina in edicola domani l'intervista al commissario uscente Stefano Gualandris e tutti in retroscena del congresso. Varese ricorda Don Giussani con una mostra allestita nella sede di Varese Vive. Il servizio di Riccardo Prando con le immagini dell'agenzia Blitz. Dopo l'incontro Don Giussani, una passione per l'uomo, il suo destino, che si è svolto lunedì scorso al Teatro di Varese, è ora la volta di Giussani 100, una mostra che viene ospitata nella sala esposizioni di Varese Vive in via San Francesco 26 nel capoluogo. Un'occasione preziosa specialmente per chi non ha visto la mostra al meeting di Rimini lo scorso agosto, per incontrare una delle personalità educative più importanti del XX secolo a 100 anni esatti dalla nascita. Questa mostra, dice Davide Prosperi, responsabile nazionale di Comunione e Liberazione, è sorta dal desiderio di comunicare a tutti chi è stato Don Luigi Giussani e perché la sua persona e la sua testimonianza siano tuttora così care al cuore di tante persone. Questa mattina nel Salone Stense a Varese la presentazione del progetto che porterà Coldiretti nelle scuole varesine. Il presidente di Coldiretti Varese, Rodolfo Mazzucotelli, intervistato da Sabrina Narezzi, spiega le caratteristiche e gli obiettivi di questa iniziativa. In cosa consisterà concretamente questo obiettivo, come si svilupperà e come si concluderà? Questo progetto non è un progetto nuovo, ma un progetto che si sviluppa ormai da diversi anni. Noi contattiamo le scuole del territorio, circa 15 istituti, circa 100 classi, 1700 bambini. Incontreremo questi alunni da gennaio a giugno in modo tale da instaurare con loro il rapporto e insegnargli che cosa vuol dire produrre cibo italiano e cibo di eccellenza. Ovviamente è un momento culturale molto importante perché crescono i bambini ma portano anche un messaggio nelle famiglie, quindi un messaggio a tutta la cittadinanza della provincia di Varese e comunque italiana. Chiudiamo con lo sport, basket. Varese si avvicina al big match di domenica contro la Virtus Bologna. Giuseppe Sciascia, con la collaborazione di Agenzia Blitz, ha intervistato Markel Brown, uno dei protagonisti del momento magico biancorosso. Ascoltiamolo. Markel Brown, magic moment for Varese, 5 wins in a row. What to expect from big game Sunday against Virtus Bologna? Un momento magico per Varese con 5 vittorie in fila. Cosa c'è da aspettarsi per il big match di domenica contro la Virtus? Yeah, 5 in a row is we're doing well right now. On Sunday, I expect us to just go out there and play the same way that we've been playing. Play Varese style basketball, what Coach Brazzi has taught us since we got here, since training camp, and just go out there and leave it all out there on the court. Stiamo vivendo un momento molto brillante, 5 vittorie in fila sono tante, domenica andremo in campo e giocheremo la nostra partita, quella consueta, quella che dal primo giorno del training camp coach Matt Brasi ci fa sviluppare, e vedremo se saremo più bravi di loro. E questa è l'ultima notizia, vi diamo appuntamento al TG di domani alle ore 19. Buona serata.